perché mi devi toccare a forza? Ma non mi sto toccando, ti sto togliendo solo il lucido per la camera, capito? È fastidioso. Ma poi non capisco qual è il problema. Va ora in onda il TG delle 20. Ecco, vedi. Ah, c'hai qualcosa? C'hai niente. C'è un po' di Grazie, amore. scena. Ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio di The Yowines. Ciao. Così bello amore. Dove facciamo? Ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio degli Yowines. Ciao. Oggi vi parleremo un pochino della questione cucina, perché è stato, ragazzi, un parto nel vero senso della parola, ed è ancora un parto perché noi siamo ancora in una situazione da baracca, senza scherzi, da accampamento praticamente, diciamo da concerto. È presente quando ci sono gli accampamenti per il concerto? Più o meno così siamo. Così è come laviamo le friselle fin quando non arriva il rubinetto e manco il lavandino. Come sa da fa? Però abbiamo finalmente ordinato tutto. Abbiamo A parte il lampadario o qualcosa, la televisione. Perché quello io sono, come sapete, sono precisina, quindi devo vedere bene cosa voglio. Ma le cose che servono. Esatto, però le cose che servono sono assolutamente quasi tutte qui. Manca il top della cucina, che praticamente stiamo cercando da maggio, quindi siamo ad agosto, sono 2 mesi che siamo ancora con questa montagna di mobilio della cucina qui al centro che si deve montare, arriverà il falegname che ci metterà finalmente anche il top e il mobilio, quindi anche con quelli del marmo siamo a posto, abbiamo avviato. Il tutto dovrebbe essere pronto entro la fine di settembre. Comunque, al di là di questi particolari tecnici, volevo un po' descrivervi qual era la nostra idea di cucina. Come sempre dovrei dire qual era la mia idea di cucina, però in realtà poi nel tempo ho visto che anche tu, per fortuna, come io desideravo, come dovrebbe essere la norma, hai collaborato a costruire quest'idea e quindi a sapere cosa volevi. Cioè ogni tanto Luciano si è lanciato, perché ultimamente stiamo decidendo il top tipo quarzo. Siamo partiti con l'idea di che cosa? Non mi ricordo più. Del gresso porcellanato. Poi volevano una follia, raga, di soldi, per carità il gresso è indistruttibile, ci puoi fare qualsiasi cosa, però in particolare il gresso marmo, effetto marmo, veramente costava una follia, quindi abbiamo abbandonato. Poi c'era la complicanza di fare tutta una struttura sotto, ci hanno detto. Perché è sottilissimo, sono delle piastrelle. Di che tipo è come il pavimento, 6 mm. Esatto, quindi 6 mm su un piano da cucina, per quanto possa essere robusto il gresso, raga, cioè non mi sento sicura, per cui questo gresso doveva ricevere una lavorazione per cui tu da fuori vedevi che era alto tipo 3 cm, però in realtà loro ci facevano una sorta di piega con un altro piano sotto tipo di legno, comunque una cosa complicatissima, per darti questo gresso e far sì che fosse appunto robusto e soprattutto stabile, no? Quindi costava una follia e aveva troppi aggeggi da fare e costava tantissimo anche montarlo, perché abbiamo provato a chiedere ad un falegname all'epoca, se ti ricordi, si è rifiutato proprio perché sì, dice è bello che non lo volevano nemmeno fare, né chi vendeva il gresso, né chi doveva montare la cucina. Nessuno voleva fare niente. Quindi dal gresso ci siamo mossi al marmo, perché? Perché io avevo visto online, vedendo dei preventivi, diciamo, non dei preventivi, però delle previsioni di costi, avevo visto che poteva costare meno del gresso, quindi ho detto vabbè, lanciamoci sul marmo. Il marmo è un prodotto naturale, ovviamente non ha la resistenza del gresso, però voglio dire, il marmo, è un pezzo unico, quello che hai tu non ha qualcun altro, e a me questa cosa della pietra naturale mi fa impazzire. Il problema è che col tempo abbiamo scoperto che il marmo che piace a me costa altrettanto una follia, cioè costa il doppio siamo arrivati a preventivi che erano praticamente, raga, il doppio del gresso. Quindi dopo svariati mesi e dopo tante prese in giro, perché io sono stata presa in giro anche da 2 marmisti di cui non farò il nome ma ci vorrebbe proprio,
Uno mi ha fatto, praticamente mi ha detto, ah sì sì, guarda, io volevo marmo Calacatta o statuario, o l'arabescato è il mio preferito, e mi fanno ah sì sì, tanto il prezzo è molto simile tra di loro, ti mando il preventivo era ok, infatti io stupidissima, mi mandano la foto della lastra e non era quella, raga, non era quella, e già lì ho abbandonato il primo, ho contattato il secondo, praticamente gli ho detto, sono andata diretta sull'arabescato senza andare per Calacatta, statuario eccetera, mi fanno vedere una lastra bellissima, mi dicono che costa più di quello che ci potevamo permettere, quindi lascio perdere. Poi ci ripensiamo su, abbiamo detto vabbè, risparmiamo ancora su altro, però ci prendiamo sta lastra, comunque sto marmo che è bellissimo, li ricontatto, mi dicono sì sì, il prezzo è uguale. Raga, mi hanno fatto aspettare 3 settimane, mi hanno mandato 3-4 foto diverse, erano tutti marmi completamente diversi dall'arabescato che avevo chiesto, ma io dico, ma chi volete prendere in giro? Cioè io 2 occhi in fronte non ce li ho, tant'è vero che poi mi hanno chiamato e mi hanno detto sì, guardi, mi scusi, la prima lastra che le avevamo fatto vedere in realtà costava molto di più, non potevamo farle il prezzo che le abbiamo detto, e io mi sono incazzata perché ho detto mi fai perdere 3 settimane appresso a te, che io 3 settimane potevo chiedere a qualche altro marmista e magari adesso avrei pure risolto, perché stiamo parlando di luglio, sì. quindi è ancora molto nel frattempo attivo. c'era stato anche quell'altro che ci diceva questo è un misto tra Calacatta e statuario Ma chi questo? a Milano. No, è quello dicevo di prima, che poi mi ha detto, ah sì sì, non c'è differenza tra di preventivo, e poi mi ha fatto vedere una cosa che era completamente diversa. Insomma, state attenti, se volete fare il top cucina, soprattutto con materiali come il marmo, state molto molto attenti, e vi dico che il materiale, a parte che vabbè dipende dal marmo che volete, quello che voglio io, quelle 2-3 tipologie che volevo io costavano veramente una follia, quindi da lì abbiamo Poi c'era anche il problema della consegna al piano. Ovvio, quello sempre, perché il marmo l'idea era di portarlo noi, però sbagliatissimo, non fate mai un'idea del genere perché il marmo pesa, boh, non lo so quanto, ma diceva tipo no, 200, no, 200-300 kg al metro quadro. una cosa una roba allucinante. Noi abbiamo detto vabbè, lo portate così al piano strada, tanto a portarlo su siamo al primo piano, lo portiamo noi. No raga, non ci pensate mai a una cosa del genere. Quando abbiamo riflettuto sul peso mi ho detto ma dove andiamo? Cioè no, piuttosto che risparmiare su queste piccole cose lo prendiamo che ce lo portano anche su. Il problema è che appunto poi abbiamo abbandonato completamente la questione del marmo e siamo andati alla ricerca di qualche altro marmista. Chi è che sta chiamando? Sta chiamando il tuo. Pronto? Perché l'avevo spiegato? Sì, l'avevo spiegato nella mail, sì. Sì, infatti, sì, non è un problema. Certo, immagino. E che stavo dicendo? Mi ricordo. Quindi stiamo passando poi Esatto. al materiale successivo. Abbiamo Siamo fatti abbandonato un giro da Ikea, Leroy Merlin. No, ma raga, ma la cosa bellissima, scusate, io nel frattempo i miei capelli col caldo diventano super ricci nonostante ho fatto un casino. No, la cosa bella è che alcuni di questi, dei marmi, raga, io a parte che ho fatto una ricerca assurda e ho mandato qualcosa come, senza scherzi, una 40-50 mail, raga, ci avranno risposto 3-4 di loro messi in croce, che poi non hanno mai continuato, diciamo, la comunicazione, perché io chiedevo delle info e non rispondevano proprio più. Poi siamo andati da uno a Milano, perché ho trovato online che faceva solo i top, perché poi alcuni ti rifiutavano proprio, dicevano no, ma noi vendiamo cucine con tutto il top, quindi ok. Io volevo solo quelli dei top. Quelli che non vendevano al dettaglio. Esatto, io volevo solo quelli del top perché ci interessava quello, la cucina ce l'abbiamo già. E allora abbiamo trovato questo qui di Milano, andiamo là su appuntamento, tutto un bel discorso, ci mostra i vari prodotti, ci dice anche quali sono le cose in offerta, mi fa mandatevi le cose per il preventivo. Io usciti dal negozio, invio, click dall'iPhone con tutte le informazioni, sparito. Lo contatto dopo 3 giorni, dico guarda ti ho mandato un'email, forse non ti è arrivata, lui fa ah sì è arrivata nello spam, ti rispondo tra qualche giorno. Raga, l'avete sentito voi? Sparito pure questo, niente, zero, non ho mai più risposto. Per cui disperata mi sono messa alla ricerca di altri ancora su Facebook, ho chiesto tipo alle persone che vivono nel nostro paese, nella nostra città o nella città vicino, ho trovato un tipo, un marmista tra l'altro a cui avevo già mandato il preventivo, non mi aveva mai risposto, però dico boh, proviamoci, è qua vicino, andiamo sul posto, e alla fin fine dopo essere stata lì 3-4 volte tipo
siamo riusciti a risolvere, ma sembra che non hanno voglia di lavorare o non lo so qual è il problema dei marmisti, però non rispondono alle mail, chiami, sono sempre occupati. Prossimo lavoro, marmista. Mamma mia, ma veramente? E niente, comunque alla fine abbiamo risolto, l'abbiamo praticamente bloccato, il top cucina. Non Cosa? abbiamo detto di che materiale. Ah, giusto, non abbiamo più preso il marmo, ci stavamo spostando al quarzo, perché il quarzo costa molto meno, l'unica cosa che ha, che appunto dicono che sia molto resistente, però l'unica cosa è che non ci puoi appoggiare sopra cose bollenti, quindi quello era l'unico contro, diciamo così, però dicono tutti è molto resistente, eccetera, e lo puoi trovare in varie tipologie, anche se a me il quarzo in generale non mi fa impazzire perché mi ricorda sempre un granito molto più fine, no? E a me quelle cose puntinate così non mi piacciono, a meno che non sono particolari. Vado dal marmista, mi mostra questi quarzi, io dovendo prendere il quarzo sarei andata dritta su quello bianco assoluto, raga, che tanto è bellissimo, elegante, così togliamo il marmo, le vene da mezzo, che mi sono stufata, dico vabbè, per me va bene anche questo se è per risparmiare, però a questo punto entra in gioco lui, perché mi fa, ma io volevo qualcosa con le venature, tutto bianco così non mi piace, io stupidissima, dico wow, dice qualcosa, fantastico. Ero meravigliatissima, per cui dal quarzo ci siamo spostati al Decton, e il Decton è questo materiale chimico simile al quarzo ma molto più resistente, che in realtà tempo fa, prima di comprare casa, era il materiale che io avevo in mente. Tu non te lo ricordi nemmeno. Io mi ricordo che la prima cosa che dissi a lui, prima ancora di pensare di comprare casa, dico quando avremo casa noi avremo il Decton in casa, sappilo, perché avevo fatto già la ricerca, tutto già la follia, capito? Solo che andammo all'Eroy Merlin all'inizio, vedemmo i vari materiali, c'erano i più costosi. Che era il Decton. C'era il Decton, era quello? Sì, era quello il più costoso. Però Leroy Merlin ne ha 2 o 3 tipi messi in croce. Invece quello che mi ha fatto vedere il marmista qui è che il Decton era disponibile anche simil marmo. Quindi io sono impazzita, ho detto oddio, posso avere qualcosa in simil marmo che ha un prezzo diciamo inferiore decisamente, sicuramente al marmo, superiore però al quarzo ovviamente. E ci siamo spostati, abbiamo chiuso questo Decton. Effetto marmo, si chiama Enzo, io lo chiamo Enzo, è scritto Enzo, ma io lo chiamo direttamente, anche la signora dove sono andata lo chiama Enzo. Quindi Enzo ci arriverà a fine settembre, o anzi in realtà mi hanno promesso seconda settimana di settembre, restate sintonizzati perché io non credo proprio che arriverà la seconda settimana di settembre, però tutto è possibile. Oggi ci sono arrivati i lavandini dopo 2 mesi e mezzo che li abbiamo ordinati, raga, abbiamo anche spacchettato tutto. Ve li farò vedere quando poi faremo video di assemblaggio, perché ovviamente farò un video dedicato al montaggio della cucina. Poi dovremo anche riuscire a fare un appuntamento con il falegname, l'idraulico e l'elettricista. Intanto però appunto ci è arrivato il blocco cottura circa un mese fa, forse un pochino di più, il mio compleanno, no, il giorno dopo, non mi ricordo. Comunque è un mesetto e qualcosa che ci è arrivato il blocco cottura ed è stato, ragazzi, una tragedia. Una tragedia perché io vado su uno di quei siti dove ti dicono anche lì abbiamo fatto tutti i preventivi. Sì, per la consegna. Sì, per la consegna, no, vabbè, per il blocco cottura ho fatto non avete idea di quanti preventivi ho richiesto in giro per la Lombardia, ma credo anche per l'Italia, al che qualcuno da Padova e dal Piemonte mi hanno detto guarda, noi in Lombardia non ci arriviamo, cioè proprio follia pura, raga. Però insomma sono arrivata poi a volere, cioè sono arrivata finalmente a scegliere il rivenditore della cucina, che si trova tra l'altro abbastanza vicino a Bergamo, e così ci siamo accordati. Su quello non vi dico niente perché è stata una ricerca, ci vorrebbero 3 video solo per quello, vi dico questo. Comunque il blocco cottura poi per la consegna. Ho cercato ovviamente online qualcuno che potesse consegnare, perché che cosa è successo poi, anche il contro di questa ditta, che all'inizio c'era stato promesso che la consegna la facevano loro e poi questa cosa è completamente sparita, si sono proprio negati, quindi noi abbiamo dovuto mettere altri perché devi preventivare poi altri soldi, e quindi abbiamo cercato la consegna online. Sono andata a uno
su uno di quei siti che fanno anche trasporto, traslochi, queste cose qui, ce ne sono, in particolare sono 2-3 siti di servizio dove vi elencano una serie di ditte che fanno traslochi, trasporti, consegne. Ne sono 2 o 3 quelli che vi escono nella ricerca di Google, non vi dico qual è, però sono 2-3, i primi 2 o 3 che vi è, anzi adesso lo dico se è il primo, il secondo, il terzo, non vi dico precisamente, però vi dico in quale lista appare. Se voi scrivete trasporto mobili, nelle prime 6 opzioni vi esce il sito di cui vi sto parlando. Io spero che non lo becchiate, perché io ho pagato un tot di euro, mi sono messa d'accordo con la ditta in questione per un peso di 170 kg di roba. Ora, non è il mio lavoro, se io ti dico che devo consegnare 170 kg di roba al primo piano e c'è bisogno di gente per trasportarlo e ti pago questa cosa che tu mi dici che riesci a trasportarmi, a consegnarmi su, non è premura mia sapere quante persone tu impieghi per fare questa operazione, corretto? Perché non è il mio lavoro. Ragazzi, io sono arrivata qua su questo blocco cottura di 170 kg, 160 alla fine imballato, non so quanto fosse di preciso, è arrivato qui con 2 persone che ci hanno chiesto una mano a portarlo su perché non ce la facevano fisicamente parlando. Siamo arrivati a 5 persone a fatica, perché comunque c'è, oltre loro 2, ho impiegato mio padre, mio fratello e Luciano, ed è una roba che voi non avete idea, cioè vi metto qualche video per farvi capire perché la situazione è stata completamente tragica. C'è mio papà, 3 salvatori, mio fratello e mio marito. Aspetta. È un blocco pesantissimo. È incastrata qua? Se l'avete storta, per me l'ha attrezzata. E voi dovete attrezzare la bomba. Dove l'avete attrezzata? Per il peso che... Lo so, io ho pagato per farla portare su. Attenzione. Lo siamo? E non si passa, un attimo. Aspetta, vai. Siete? Ma se no si alza avanti e poi si... Adesso li potete portare via voi. A capo la devi tenere perché signora. Io ho chiesto il rimborso alla ditta, non al sito ma alla ditta, mi sono prima lamentata con la ditta, sono stata chiamata da un vice direttore scostumatissimo, diciamo, a Napoli, veramente maleducato ai limiti della denuncia proprio, il quale mi ha avuto il coraggio di dirmi ma signora, lei lo doveva immaginare che 170 kg 2 persone non le riuscivano a portare su una roba da 170 kg. Io devo saperlo, devi sapere tu che fai questo di lavoro, non ho capito che cosa vorresti insinuare. Comunque raga, lasciamo stare questa parte negativa. Quando è arrivato il blocco cottura, bellissimo, meraviglioso, esattamente come lo sognavamo. È arrivato il bellissimo blocco cottura. E unica cosa, purtroppo il vetro interno è arrivato graffiato in questo punto qua, non so se vedete, perché praticamente hanno bloccato l'asta del girarrosto che va verso l'esterno, cioè questa è bloccata così, quindi quando chiudi il vetro, ora non lo voglio nemmeno rifare, praticamente vai a battere sul vetro del forno interno. Per il resto è arrivato tutto perfetto, il blocco è bellissimo. L'altro forno è perfetto ed era esattamente come me la immaginavo, stupenda. E di qua ci sono le piastre in ghisa e quello lì invece è il teppanyaki non mi ricordo l'altro nome con cui è chiamato questa piastra, insomma è una piastra tipo giapponese con la quale, insomma, sulla quale posso cucinare di tutto. Noi non mangiamo carne, almeno io, però ci farò un sacco di verdure, tofu e magari gamberi, che ne so, io sono pescetariano, come cavolo si dice, non mi definisco in realtà. Ed è arrivata quindi anche questa, come si chiama questa, ma? La La paletta per essere usata insomma sulla piastra, esatto, bravo. E ve la faccio vedere. È molto bella, anche questa è firmata, oddio, è firmata Ilve. Non me la prima di più. No, ve la faccio vedere anche fuori, dai, che è una soddisfazione. Aspetta, c'ho paura a chiudere in realtà. C'è anche questo cassettone gigantesco sotto, bellissima. Adesso dobbiamo aspettare la cappa
e che ci sostituiscono appunto il vetro interno di questa porta del forno qui e basta. Sono le 20:12 del 10 luglio e sto per cucinare la prima volta su questa mia bella cucina, anche se siamo senza cappa, però teniamo la finestra aperta e facciamo una semplice pasta che ci manca perché stiamo andando avanti a panini e non ce la facciamo più, in attesa di montare tutto questo casino che purtroppo verrà montato a fine luglio, quando il falegname insomma potrà venire, e soprattutto quando sarà pronto il top che sta facendo estremamente ritardo. E adesso ci facciamo questa bella pasta. Vado ad accendere il fuoco per la prima volta. Allora, questo qua dovrebbe essere il primo. Non c'è segnato su... Ah sì, c'è segnato, è questo qua. Ok. Mamma! Ah, poi non devo tenere un sacco, vero? No. Non è come la vecchia cucina. Ma no, che bello, mamma! E poi accendere anche solo quello col Vai, vai, metti l'acqua sul fuoco. Olè! E ora ci facciamo uno spaghetto, cioè non uno spaghetto, una pasta semplicissima con dei pomodorini più una pelata, perché praticamente abbiamo calcolato male il numero di pomodorini e non ho trovato l'aglio a spicchi, quindi utilizzerò questo qua in polvere e dell'olio. Una cosa semplicissima che ci farà super felici. Però non ho un piano d'appoggio come potete vedere, però sto usando praticamente metà cucina come piano d'appoggio perché tanto è grandissima e quindi si divide in 60 cm e 60 cm, quindi posso fare così. E niente, buona pasta a noi. Però stiamo iniziando a capire che occorre anche una manutenzione continua, presente, frequente. Bene, non le lavava niente, fa niente. Quindi diciamo sì, ok, abbiamo investito, il blocco cottura è la parte in cui abbiamo investito di più in realtà. Sì, Di tutta la casa. Di tutta la casa, sì, il pezzo più importante, perché io volevo una cucina semiprofessionale, il fry top, raga, o il teppanyaki come lo volete chiamare, perché è una piastra simil giapponese, l'ho voluto con tutta me stessa, perché comunque l'idea della cucina era quella di dare un'immagine di cucina all'americana, che a me piacciono tantissimo, quindi avevo un'isola centrale stupenda e il resto della cucina ad L, ad angolo. E questo blocco cottura è semiprofessionale, però ha un allure un po' vintage, quindi mi piace tantissimo perché ha tutte le cose in color ottone e poi in nero lucido, è veramente una cucina stupenda. E quando faremo il tour della casa vi spiegherò e vi farò bene vedere tutta la cucina, perché veramente, raga, vale la pena, perché è il gioiello della casa, decisamente. Speriamo anche nel rimborso del bonus mobili. Amore, tu esci sempre questa cosa di soldi che mi fai morire. Comunque sì, ci siamo accordati poi con l'azienda per un becero rimborso di 50 euro che onestamente schifo non mi fanno, perché con lo sbattimento che ho avuto ce li meritiamo, quindi io ho acconsentito. Li avete visti voi? Sono passati tipo 2 settimane e ancora non ho ricevuto niente, quindi li dovrò richiamare. Comunque dicevo, a parte tutta questa negatività, sappiate che... Niente, però. Perché non c'entra niente. Ah, il bonus mobili, scusami! Metà 50%. Hai ragione, sì. L'agevolazione del bonus mobili sulla ristrutturazione, hai ragione, scusami, adesso stavo a pensare ancora a questa cosa della cucina. Il frigorifero ancora non è arrivato. Sì, va bene, la cucina manca ancora anche il frigorifero, abbiamo ancora il frigorifero della casa vecchia, che è un frigorifero che si porta avanti dagli anni 50, però fa il suo dovere, più o meno, quindi ok, il frigorifero che ci arriverà sarà bellissimo, sarà Samsung, sarà l'americano ovviamente, con l'apertura doppia, nero, perché io lo volevo assolutamente, a me piacciono i colori belli strong, in contrasto con quelli tipo chiarissimi, cioè tipo qua in cucina è tutto bianco, poi c'ho bam, la parete, capito, tutta con la carta da parati verde color oro, e poi c'è il pezzo della cucina bam nero con color ottone che si abbinerà poi al frigo. Comunque raga, io questa cosa me la sogno non so da quanto tempo, l'abbiamo progettata con tanta fatica e sudore, ci abbiamo veramente perso le notti, quindi non vedo l'ora di mostrarvi la cucina, soprattutto come sarà, perché poi le altre stanze tra l'altro con calma, perché c'ho altri soldi là, quindi insomma arrederemo tutto con calma, però la cucina settembre deve essere fine settembre deve essere pronta. Io penso che sia tutto, abbiamo riempito di informazioni anche questa volta, spero che vi abbia fatto piacere anche questo episodio e noi ci vediamo al prossimo episodio di Jovenes o anche al prossimo tutorial. Mua. Ciao! Ciao! Bravo patatino!